Perché adesso tocca la salita estrema di prima mattina. Chissà come sono di prima mattina le salite estreme. Eccola qua, dopo la curva. No, si fermano là quelli. Perché se vi fermate là? Aspetta, allora io mi metto qua che mi prendo la mia rincorsation e via. Salita estrema! Vai, salita estrema! Dai, camper in seconda, dai. Allora, perché dalla GoPro la GoPro ha una lente strana, soprattutto quando metti la visuale larga, non vedi la rapidità delle salite. Allora vai, guarda che potenza, dai, che potenza, camperino, sei troppo potenza. Com'è qua, buona? Più o meno, vai. Oh, mia. Pesame mucho. Allora ti racconto come funziona in camper. Qua la stiamo facendo in terza. Ecco qua, ancora in terza. Questa è un po' strettina, secondo me qua è meglio mettere seconda, perché se arriva qualcuno esco io con l'abitazione, hai capito? Qua seconda, vediamo se mi sta la terza. Piccola doppietta, ecco là, senza tanto accelerare, cioè senza tanto pestare sull'acceleratore, una cosa un po' soft, un po' così, un po' romantica. Occhio, passo io, occhio, via tutti, passami, sogrando, sciogalo, passami, op. Yabalabadu! Là, sui monti con Annette, dove il cielo è un po' grigio, però ieri c'era il sole e quindi va anche bene così. Adesso, ecco che adesso mi sono ricordato. Allora, in teoria però, andiamo a vedere un borghetto abbandonato immerso nel verde. Vediamo se mi ricordo giusto. Vedi, questa è salita assegnata al 10%, però adesso li metto in terza, non ho avuto la possibilità di prendere la rincorsa, per cui vabbè, staremo in terza, non so che ti dico. Perché almeno sul mio, che è turbo diesel, per fare la salita devi fare entrare la turbina, quindi devi essere sopra un tot di giri, no? A un tot di giri parte la turbina e senti che incrementa la potenza, cioè ancora di più. Vero camperino? Cioè già se hai una potenza estrema in più, attacchiamo anche la turbina e vabbè, ma il 10 non è niente, dai. Cioè niente, mi va bene a me, ho il camper leggero. Cos'è che c'ho scritto qua? Fermo là. Fermo, peso 2175 kg, massimo 2006 a carico. Cioè tanto leggero il mio camper. 1900 sì, però appunto è bello leggerino. Cazzo, queste erano pieghette a fare in moto col ginocchietto per terra. Vabbè, dai, le facciamo col camperone. Ara al lago. Yuhu! Molla e frena e gira. Na in quantità. Va che bello il lago. Magica Amy. La tua canzone. Magica Amy, vero Amy? Ti ricordi il lago qua? Hai fatto anche il bagnetto qua, guarda che cara, è lì che guarda dal finestrino, è troppo bella, mi dà soddisfazione lei, almeno guarda in giro, apprezza i posti dove andiamo, altro che le morose, no? Vedi Amy, un punto a te, meno 40 a loro. È stato bello, e guarda che questa è una cosa seria, il fatto di averla a 3. Io non ho preso internet manco per il piffero e mi sono disintossicato, hai capito? Cioè sono stato proprio nel wild, bellissimo, e mi sono letto il mio libro, è bello così, porca miseria, perché sennò se ce l'ho sempre disponibile io sono sempre attaccato e cazzeggi con Facebook e il Messenger, i WhatsApp, i morosette, questo e quello, invece no, dai, ti ci vuole un po' di disintossicazione da queste cose qua, un po' di percezione della realtà, di quello che realmente stai facendo, no? Perché sennò se sei sempre lì a pitoccare sei sempre distratto da questa percezione, no?
Ecco, mi è salita l'Emmy davanti, vero Emmy, cara? Non posso neanche girare la GoPro, ci volevano i supporti che si giravano a 360 gradi e un giorno devo trovarli perché quelli sì sono comodi, almeno qua davanti, no? Che riprendi un po' te, un po' la strada. Questo qua cosa fa? Va a pesca, guarda Emmy, va a pesca, gli ciuliamo il pesce, che te vai sempre i pescatori e appena si girano, tac, gli ciuli il pesciolino. Sei furba te, Vara al lago, bello, 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 molto bello, è molto pittoresca sta stradina, mi piace tanto, guarda che bello. Qui guardarei in pietra e in ferro. Tazzi, va cazzo, è andata di lusso. Ah, potevo fargli il gesto che c'era l'altro dietro, cazzo, e vabbè adesso, ecco, si è fermato, meno male. Vedi, un camion così e un camper, la stradina di prima come fai? So cazzi, a me è andata bene, anche perché non ho ancora tanta maestria qua nelle manovre, nelle retro, nei schiazzamenti, anche questo, mi prendo il cartello rallentare io adesso, capisci? Brava Panda che ti sei buttata in mezzo, tu sì che hai capito, di qua era bello andare, accidenti, mi sono dimenticato di dirgli, guarda che bello con l'acqua azzurra, si parcheggiava qua, cazzo, e si attraversava la diga, ma vabbè, colpa mia, mea culpa, mi pento e mi dolgo con tutta la diga, guarda che roba, guarda che spettacolo che c'era, guarda, Mona De Iuri, Mona e Mona, quando va detto, guarda che panoramation. Hai paura Amy? No, siamo dentro la strada, guarda, è perché tu stai guardando giù il burrone là, il burrone della morte. No, ti ho mai portata giù per un burrone? A parte a piedi, vabbè, ma in camper ti ho mai portata? No? E allora va tranquilla, no? No, la Molly, che hanno la pecorella quelli in giardino, cari, che bella, anch'io avevo la pecorella. E allora non stiamo andando nel borgo disabitato, c'erano i cartelli Grotte di Pradis, c'ero già stato, bellissimo, non so se ho fatto la puntina, provo a vederne il sito, il video no di sicuro, però la puntina, boh, quello non mi ricordo, solo che mi dicevano che io non mi ricordo le strade, nel senso che le avevo fatte in macchina, in moto, e quindi la difficoltà della strada chi se ne frega. Mi dicevano gli altri che c'era una bella salita, no? Purtroppo in camper accidenti, so, devi saperle prima ste robe. E vabbè dai, prossima volta provvediamo, dai, vediamo in qualche modo, perché là è veramente bello da fare, strapieno di zecche, cioè entri col cane e esci con 20 zecche come minimo, però veramente un posto molto molto suggestivo, molto bello, butta l'occhio se ho fatto la puntina. Fermo là, non bisogna pinzare i ciclisti, le vecchie con la Clio che escono in retro all'alimentari, bene, non abbiamo pizzato nessuno e quindi possiamo andare avanti tranquilli. Cazzo, 15% sta salita c'è scritto, adesso sei in quarta, è che vabbè con ste curve non è che posso tenermi su di giri, vedi, dopo loro mi rallentano e io adesso devo mettermi in terza, cioè non è che è colpa loro, ma nel senso se non hai le distanze, niente, dai, terza, ecco, vedi, terza, così vedi come funzionano i camper, terza, la grande, ma sicuri che hai 15? Cazzo, non è difficile, sto andando su tranquillo in terza, anche perché io non schiaccio tanto di acceleratore, gioco quei giri, ma boh, ma che 15%, ma chi è? 15% di tasso alcolico, cazzo, chi ha fatto chi ha misurato la pendenza, altro che, guarda, su in quarta, no, la quarta è duretta, ci voleva più rincorsa, però terza, vabbè, in moto ovviamente problemi zero. Fate gli sboroni, cazzo, quando passavo io vi riverniciavo la carrozzeria, cazzo, porca troia. Calmato che me lo manda la sigaretta, caro del signore. Aspetta, godita che non fumo e quindi adesso non posso fumare. Vedi? Complicazione essere falsi come la cacca.
Nana. Non so se mi portano al castello di Ragogna, bello anche quello, anche lì ho fatto le puntine, cioè non so se sono nel sito, non è quello che vedi là il castello di Ragogna, o sì, aspetta che non dico monate, no non era quello, o sì, non so, ti ricordi Emmy, c'eri stata anche te, beh, quasi ovunque l'ho portato il mio cane pericoloso qua, è un cane un po' zingano così. Ecco, guarda che robe, che bello, no non spostate, sono grande io. Guarda, ammira, mi guarda anche tu, guarda che robe, bello, nel ponte della morte qua così, guarda che bello, vedi tutto il panorama, là vanno con le canoe, te non puoi vedere perché la GoPro attaccata e ora che la stacco siamo già arrivati in Austria. Dai, portatemi al castello di Ragogna, che bello, dai che bello, andiamo al castello della Ragogna. Ragogna, cazzo, si fermeranno al castello, porca troia. Digli, Emi, castello di Ragogna. È bello il castello, fa anche rima, quindi è vero. Bop. Rally cazzo, rally col camper, bellissimo. Piace. Tornante, adesso ti vedi come si fanno i tornanti col camper. Allora, via il telefono, mi serve lo spazio, siamo in quarta, dai pesantina, ma non è un tornante questo, c'è scritto tornante ma non è un tornante, forse dopo, eccolo dai. Allora, quarta, larga, stringi, quarta, ma dai, non è un tornante, Dio buon, e sono sempre in quarta, cazzo, e sono ancora in quarta, piano, no, forse qua in terza, sì, terza, e là, piega, Valentino Rossi, Monte di Ragogna, chiesetta alpina, dai, portatemi al castello, can del porco, castello, qua col camper che piega in curva. Niente, le indicazioni per il castello erano a sinistra, loro hanno tagliato dritti perché è gente malvagia, hai capito? Non mi fa vedere il castello. Niente castello, Kassen! Vabbè. Niente castello. No, me la lego al castello io questa. Besame mucho! Quando il camperino si butta in piega nel tornanti e si pincia la punto grigia che arriva ignara dell'abitazione che gli arriva nel tornantin. Un po' da rivedere il testo, però ci siamo, dai, sarà un successo. Bene, allora gli altri li ho lasciati a mangiare gli animali, io intanto vado al lago, mancano 21 km. Buon, dai, tanto andiamo là, moliamo cane pericoloso che fa le sue cose pericolose e basta. Che belle ste stradine, ecco, vedi, qua siamo a San Daniele del Friuli, mi ricordo sì che c'erano ste belle stradine in mezzo ai campi con le montagne, guarda che spettacolo. Che spettacolo, in moto l'avevo fatta questa, bellissima, l'ho goduta poco il panorama, però la strada era proprio bella, molto bella, guarda che robe, guarda che curvette dolci, guarda, vai via così, mega relax, bellissimo, porco, meno bellissimo, meno, frena, aspetta, tractor, che ti stai grande, mamma del P, ci passiamo, saluti, tu dici che bravo, tu dici che robe, infatti quello del trattore ha detto respect, tu sei uno che se ne intende di passati. Dai camper, vai in terza, dai. Bravo, guarda che posti, respira l'aria di montagna, buttala dentro al carburatore, vai, agli iniettori. Guarda che paesaggi, guarda a sinistra, bello. In bici qua anche è piacevole, no? Sì, che bello. Praticamente per fare sta stradina qua in bici, se la vuoi fare in bici, guarda che belle colline, fai il picnic là sopra, allora vai a San Daniele del Friuli e poi lì prendi la strada che dà indicazioni lago di non so cosa,
però lago. C'è una macchina dietro che vorrebbe sorpassare, ma non capisce che gli sto facendo fare la strada zen, gli sto facendo ammirare il paesaggio, no? Vedi, ecco, così non ti ammiri il paesaggio. Ah, furbo, furbo. Là, sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Là, con questo e quell'altro che hanno un nome strano che non me lo ricordo. Vieni, vieni anche tu. Bella quella casetta. 1,6,54 la benzina qua, impazziti, porca miseria. Deve essere il loro sistema di mantenere la velocità, invece dei Dossi e dei Velox mettono la benzina a quel prezzo e vai che tutti vanno piano. Sì sì, va che è così alla fine, sti paesini qua così, tutti arroccati. Mi guarda le robe arroccate, vedi? Non guardi mai le cose arroccate. Cazzo, c'è anche il lago di Cornino, non sapevo che era vicino a San Daniele, non mi ricordavo perché c'ero andato in momenti separati. Bello, accidenti, ma guarda che posti, guarda che safari tour qua, Eccolo qua, il lago di Cornino, qua adesso più avanti c'è una piccola area di parcheggio sulla sinistra, se non ricordo male, ci si cazza il camper. È bellissimo sto lago perché è famoso per il colore che ha, ecco qua, tutto occupato, piano, che se mi venite addosso io vi pincio. Guarda che colori, non so se riesci a vedere, stupendo, cazzo, il Bauemi. Grazie, grazie, guarda che roba, mamma mia, e guarda, pazzesco, un panorama, guarda, non credo che la GoPro l'ha ripreso, una roba indescrivibile, è che non potevo fermarmi, il posto era pieno, hai visto? Bisognava fermarsi giù e ci sono i parcheggi e salire da giù, no? Vabbè, ormai mi aspetta l'altra zingara di là, non so in che altro lago. Che qua mi portano in queste stradine qua così che non ci si passa in due, l'asino è di due, quindi vieni, vieni anche tu. E siamo solo noi, cioè nel senso che non c'è nessuno per strada. Guarda che bello quei fiorellini. Che bello, te non ti interessa, no, sta roba. Adesso qua viene fuori uno in bomba e ci prende in pieno, hai capito? Per quello ho acceso la GoPro, perché così se mi arriva addosso qualcuno che io sto andando piano, tutto registrato, prendo la zona e mi rifà il camper nuovo. Te capito? È anche un dispositivo di sicurezza in qualche modo sta GoPro. Guarda che bello a destra, a destra, a destra, guarda a destra. Bello a destra. Manca 9,9 km, 9,9 km, siamo arrivati, zwei Kugelina Beca Erdbeer und Zitrone, ohne Sahne bitte, ohne Sahne. Tack. Wie viel? 3.500 euro. Potenza che ha il mio campering. A tanta potenza, una potenza smisurata, il mio campering e la sua potenza. Li senti i cavalli, sono qui che scalpitano, che devono sfogarsi, tra la 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 la, na na na, la 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 ba ba, bara bari biri bara. Allo? Dove stai? Allo Salam. Su in strada. Gli alberi, montagne e tutte robe. Va bene, mi sono tornare in Rio intanto. Come te si tornare in Rio? Ah, pie. A Pie, Bom. Manga. Guarda che se tocca finire il messaggio perché le chiese e Anare, ma non ancora mangiare. Ho da comprare l'anara in scatola e la mangiare diretta, no? Che senso ha, scusa? Non ti vai a spostare proprio perché, insomma, dai. Ma cosa c'entra? Rispetto
detto. Ma no, ecco, compri a scatoletta e compagna, no? È stessa roba. E ora che fai mangiare diretta? Ah, madonna santa. Dai. Se è grande, fai metà. Lascia stare Adele, va. Va bene, dai, ho capito. Mi andrà un cuore. Buon. A posto. Ciao. Ciao. Sì, che bello, guarda a destra, vedi, no? Perché ci sono gli alberi. Vediamo adesso che ci giriamo. Dobbiamo andare a Svolta destra. a destra per rimanere su SP41, poi svolta a sinistra e prendi strada Adesso vedo, non regionale comandarmi 512. navigator. Gran calma. Tutto il mezzo. No, non si vede niente, qua sotto. No, ma qua è calmo. Di là c'era le cascatelle, era bello. Guarda che posti, anche là c'era da fermarsi, c'era la piazzola. Cacchio. Svolta a sinistra e prendi Sinistra, strada sicuri? regionale 512 Va bene. SR 512. Ok, sinistra. Vediamo, dare precedenza a nessuno perché non c'è nessuno e via. Ecco qua, prima che non mi dimentico, si chiama Lago Tre Comuni. Eccoci qua. Ecco qua il lago, guarda, Tra 600 il lago. metri sarai arrivato a destinazione. Parcheggio a pagamento, ma mi hanno detto che fino a maggio non è a pagamento, quindi noi imparcheggiamo anche a gratis. Adesso l'altra è più avanti che ci aspetta, quindi noi andiamo più avanti. Di qua, guarda camper, quanti camper, a lot of camper. Bello questi alberi qua, guarda che bello, molto bello. Pararira. Ciao camper, collega. Io mi metto di muso, sì, così vedo il panorama. Beh sì. Che è KB? No, un alfa. Ecco qua la Zingana Convento. Sei giunto a destinazione. Lo so, te l'ho detto io che sono giunto a destinazione. Dio santissimo. Tac. Voilà, un altro po'. Aspetta che siamo in terza. Hai visto Amy? Guarda quante cose.